Una centralina semaforica di ultima generazione con sensori in grado di controllare le auto e regolare i tempi dei verdi e dei rossi per smaltire le code ai due incroci di Corso Risorgimento e una nuova rotatoria all'altezza del ponte di Caperana all'incrocio tra via 4 Novembre e via Matteotti. Sono le due soluzioni che nel breve periodo saranno adottate a Cogorno per una prima risposta all'annoso problema del traffico lungo la strada provinciale. Ad individuarle come migliore risposta ad un tema che va al di là della singola competenza del comune, uno studio affidato dalla stessa amministrazione ad una società di ingegneria che ha elaborato diverse proiezioni, utilizzando il risultato di un monitoraggio portato avanti in questi anni anche dalla città metropolitana. L'ipotesi che possiamo fare noi nel nostro piccolo, perché ripeto è una struttura viaria della città metropolitana e su cui occorre intervenire anche con la Regione Liguria, noi nel nostro piccolo cosa possiamo dire? Signori, al posto dei 2 semafori intelligenti metterne 2 molto più intelligenti con una centralina tale che tenga conto anche delle ore di punta del traffico, visto che questo è uno degli argomenti che stanno più a cuore delle persone, e una rotonda all'altezza della Basco che peraltro è già stata più o meno studiata. Il tema della viabilità del fondovalle è stato comunque affrontato anche nell'elaborazione del PUC in fase di approvazione, prendendo in considerazione il tipo di traffico che attraversa il comune di Cogorno utilizzando la provinciale e il forte insediamento abitativo lungo l'asse viario. Si è visto come l'ipotesi di altre 2 rotatorie al posto degli attuali impianti semaforici sia di fatto irrealizzabile. La città metropolitana con dei tecnici abilitati hanno detto che le rotonde qua nel fondovalle ipotizzate, professate da tante persone, tecnicamente hanno delle criticità insormontabili, sia per la larghezza, perché i mezzi che passano da noi non sono solamente delle macchine, ma sono dei tir, perché siamo l'unica strada che porta verso l'entroterra dopo l'autostrada del Casello di Lavagna. E quindi in base al raggio sono delle rotonde che avrebbero delle dimensioni eccessive, ma soprattutto siamo in un centro abitato con molti innesti